Ad un anno dal debutto del regolamento europeo, detto GDPR, scade il periodo di tolleranza concesso dalla legge per consentire un approccio graduale alle nuove regole sulla privacy. Da domani partono controlli e sanzioni. Per molti può essere necessario effettuare una verifica degli adempimenti per non farsi trovare impreparati. Anche nel Tiguglio, secondo gli esperti, sono diverse le piccole aziende che hanno preso tempo e che ora devono accelerare. Quali sono le difficoltà più grosse? Difficoltà non ce ne sono, è il tempo, ahimè, che le aziende non trovano per potersi adeguare, diciamo, al nuovo regolamento. Appena sapranno che la data del 24 maggio inizieranno le sanzioni, si adegueranno sicuramente al GDPR. Il principale adempimento è la redazione di un manuale dove si spiega come vengono trattati e protetti i dati sensibili. Occorre fare poi una verifica delle misure di protezione, la tenuta del registro, i tempi di conservazione. Il dato dobbiamo proteggerlo nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda la cancellazione, io devo cancellare il dato in mio possesso nel momento in cui, facciamo esempio, un'azienda ha nel database il mio nome, cognome, indirizzo, eccetera, eccetera, io non sono più suo cliente. O ho l'obbligo di cancellazione o ho l'obbligo almeno semestralmente di controllare la veridicità di questo dato. Dal 24 maggio dunque scattano i controlli del garante della privacy. Le sanzioni a carico del titolare del trattamento possono essere molto pesanti e dipendono dalla violazione. I controlli saranno effettuati per quelle piccole aziende dove si trattano dati particolari, cioè gli ex dati sensibili. Quindi possiamo parlare di studi commercialisti, studi di consulenti del lavoro, farmacie, cliniche.